Va ora in onda Italiani dell'Est, un viaggio alla scoperta delle comunità italiane nell'Europa sud-orientale. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Italiani dell'Est. Un saluto a chi ci sta seguendo. Siamo arrivati alla quarta e ultima puntata di questo nostro spazio. Uno spazio, ricordo, è nato nell'ambito di un progetto cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, progetto dal titolo Le comunità di italiani nell'Europa sud-orientale, status culturale ed economico, ruolo delle donne e sviluppo sostenibile. Questo è appunto il titolo del progetto, che ci rimanda anche al tema della nostra rubrica, e brevemente faccio un riepilogo delle precedenti puntate. Vi ricordo anche che se ve le siete perse potete riascoltarle sul nostro sito www.bellunesinelmondo.it alla sezione Radio BM Podcast che trovate nella homepage, oppure ancora scaricando l'applicazione Radio BM sui vostri dispositivi. Allora, nella prima puntata è stata con noi Alexandra Tomaselli dell'Istituto sui diritti delle minoranze di Eurac Research. Alexandra, che ci ha raccontato un po' in linea generale gli scopi e i perché di questo progetto, come è nato e che cosa mira a indagare. Nella seconda puntata abbiamo avuto Marco Abram dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Con Marco ci siamo concentrati soprattutto sugli aspetti storici di questo progetto di ricerca, parlando in particolare delle comunità italiane in Bosnia e nella Slavonia Moslavina, regione queste della Croazia. Nella terza puntata abbiamo parlato con Caterina Gobert, collaboratrice dell'Associazione Trentini nel Mondo, che ci ha aiutato a chiarire alcuni aspetti delle comunità trentine o comunque di origine trentina in Bosnia. E oggi, nella puntata conclusiva, è con noi Tony Ricciardi, storico delle migrazioni all'Università di Ginevra. Ben trovato Tony, e grazie per essere in collegamento con noi. Piacere mio, e grazie per questa opportunità di confronto tra di noi. Ecco, allora con Tony Ricciardi ci concentreremo su un tema che sta assumendo particolare rilievo proprio in questi ultimi tempi, e che è anche oggetto di iniziative, di progetti a livello governativo, a livello ministeriale. Stiamo parlando del tema del turismo delle radici, che è quella forma di turismo che coinvolge le comunità di origine italiana, degli oriundi italiani nel mondo, interessati per l'appunto a riscoprire i luoghi di partenza dei loro avi, e quindi a entrare in contatto appunto con quelle che sono le loro radici sotto diversi punti di vista: culturale, gastronomico, delle tradizioni, insomma tanti gli aspetti in campo. E dicevo che proprio in questi ultimi tempi stanno nascendo diverse iniziative collegate a questa forma di turismo. Una delle più recenti è la firma di un protocollo, di un'intesa tra il Ministero degli Esteri e il Ministero della Cultura per dare il via a un progetto triennale dal titolo Il turismo delle radici, una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post-Covid-19. Un progetto che verrà realizzato utilizzando anche risorse del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, perché parliamo con Tony Ricciardi? Ovviamente il tema, l'argomento turismo delle radici è strettamente collegato alla storia delle migrazioni, che è appunto il campo di lavoro, insomma di ricerca del nostro ospite. Ecco, quello che ti chiedo è perché secondo te sembra che si stia riscoprendo solo ora, solo in questo momento, il potenziale delle comunità di origine italiana all'estero, un potenziale anche in chiave turistica e di conseguenza ovviamente anche economica. Cioè, perché finora non si era vista questa opportunità di coinvolgere i tanti milioni di italo-discendenti o comunque di persone italiane che sono in giro per il mondo, e che effetti può avere questa riscoperta anche sullo studio, sulla conoscenza, anche al di fuori dell'ambito di chi già ci lavorava prima, sulla conoscenza che sappiamo è effettivamente un po' scarsa della nostra storia, del nostro passato di forte emigrazione.
Intanto credo che serva una premessa. Il turismo delle radici dal punto di vista teorico, diciamo, è stato scritto già da più di 20 anni e si deve proprio ad una veneta di origine. Diciamo, la grande costruzione, l'apripista Loretta Baldassar, italo-australiana, che proprio parlando del Veneto e delle possibilità di ricostruzione di percorsi a ritroso, come tu giustamente ci ricordavi, dei propri avi, e già in questa parola, i propri avi, noi capiamo che ci stiamo riferendo a partire dalla terza, la quarta generazione, cioè persone che non parlano più la lingua del posto, persone che a stento sanno dove è collocato geograficamente il posto di origine, persone che dal punto di vista, io non amo la parola identità, ma dal punto di vista identitario l'essere italiano, anziché veneto, anziché bellunese nel nostro caso, potremmo derubricarla a categoria dello spirito. Ora, se questa è la premessa, quindi diciamo che ci si arriva in enorme ritardo, non in anticipo rispetto all'elaborazione, agli scritti che ci sono stati. Io stesso ho scritto di queste cose in passato, eccetera, eccetera. Tuttavia, l'elemento importante perché si riscopre questo elemento affonda le proprie radici nella storia. La storia della migrazione italiana è storia della migrazione della provincia italiana, non è storia dello spazio urbano, delle città che partivano, ma è storia della provincia, dei minuscoli paesini da nord a sud del paese, che sono accomunati da una comune storia, che è quella lì della partenza e della migrazione. Ora, il ritorno alle radici e quindi il coinvolgimento dei piccolissimi comuni, è bene ricordarlo, l'Italia è una penisola che ha oltre l'80% di piccoli comuni. Piccoli comuni significa comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. E quindi siamo anche il paese dei campanili, quindi questo significa l'ossatura di una politica di rilancio territoriale, turistico, economico, viva Dio, ritorna da dove è partito questo disagio economico, ovvero dalle piccole realtà. Ora, il turismo che aggancia le italiane e gli italiani nel mondo, l'Italia è un grande brand turistico. Molti veneti di quarta, quinta generazione saranno sicuramente andati a Venezia, probabilmente a Verona, facendo una capatina per Firenze e per Roma, ma poi tutto sommato si sono fermati lì, sono stati a vedere, a conoscere la grande cartolina dell'italianità nel mondo. Ora, il riscoprire le proprie radici, ci sono esperimenti, piccoli laboratori, e voi credo che ne siate una delle eccellenze nazionali, non territoriali, nazionali per le attività che svolgete, che cercano di portare a frutto, a valore aggiunto, quello che storicamente è stata una perdita. Se la migrazione, e mi avvio a chiudere, se la migrazione è stata interpretata come uno svuotamento, una perdita demografica, una perdita di cervelli, una perdita di braccia, una perdita di persone, ora il turismo delle radici è come se poi la storia a un certo punto fa un giro lungo e ti riporta una sorta di rimborso, ti ripaga per questa perdita. Ecco, io la leggerei un po' così. Ecco, ma appunto la sfida è proprio quella di riuscire a coinvolgere nei flussi turistici proprio le realtà che generalmente non hanno già un'attenzione come le grandi città italiane, insomma, hanno nel mondo, hanno all'estero le città che citavi tu, insomma, Roma, Venezia, Firenze, Napoli, insomma, le città già conosciute. È proprio la sfida. È proprio quella di riuscire a portare questo ritorno in termini turistici e di conseguenza economici anche nei piccoli borghi, nei piccoli centri, nei piccoli paesi, che sono proprio le realtà da dove prevalentemente si partiva proprio per ragioni di povertà, di necessità economica. Ecco, secondo te
è fattibile questo, e come si può riuscire a rendere appetibili anche queste località, mi viene a dire sconosciute. Penso a una persona che vive a migliaia di chilometri di distanza e che sicuramente fatica a conoscere Belluno, nonostante Belluno sia capoluogo di provincia, ma di sicuro non è, magari conoscerà le Dolomiti, ne avrà sentito parlare, ma se andiamo poi anche a parlare di realtà di comuni più piccoli all'interno della provincia di Belluno o di tutto il territorio veneto, insomma, diventa difficile. Come riuscire invece proprio a vincere questa sfida, ad attrarre le persone anche nelle più piccole realtà? Allora, 3 punti. La prima, tu fai bene a ricordare comuni sconosciuti. Voi siete il frutto di una non conoscenza. Prima della catastrofe di Marcinelle e nel vostro caso di Mattmark soprattutto, decine di paesini della provincia di Belluno come del resto d'Italia erano totalmente sconosciuti. Diventano conosciuti in seguito a una tragedia e all'attenzione mediatica che c'è su quella tragedia. Punto primo. Punto secondo, è possibile e come si fa? Ma intanto è possibile, sì, come si fa? Attraverso l'unione di servizi che possono offrire più comuni. Immaginare che un comune di 1500 abitanti, 2000 abitanti, 3000 sia in grado di avere un'offerta ricettiva, di avere un percorso culturale, di avere le strutture per un percorso enogastronomico, diventa complicato. Semplicemente avere poter offrire in quella sede comunale l'ospitalità. Io non so se tutti i comuni siano provvisti di B&B, alberghi o non alberghi, affittacamere, eccetera, eccetera, e tante altre cose. Allora, sul livello territoriale stretto bisogna mettere insieme i comuni, immaginare un percorso che leghi i comuni. Se in un comune c'è l'esposizione museale, dico un esempio banale, l'accesso ad un archivio, immaginate che cos'è l'archivio di Ellis Island, no? Tu vai su internet, metti il cognome e riesci a ricostruire che il mio trisavolo è partito da Feltre del 1800 e rotti sulla nave X, è arrivato lì, è sbarcato e poi eccetera eccetera. Ora, fare questo invece a parti invertite è possibile. Allora, in un posto tu fai questo, in un altro posto ti farai degustare il patrimonio enogastronomico che c'è ovunque in Italia, e terzo punto, ovviamente questo percorso non può escludere il percorso tradizionale. Mi spiego. È difficile immaginare che un turista, anche legato affettivamente ai luoghi della riscoperta, si possa immaginare una settimana di viaggio esclusivamente in piccole realtà. Allora, se in quel caso si costruisce con i tour operator, con percorsi che abbiano anche una narrazione culturale, il viaggio classico Verona, Venezia, e poi si va nella provincia di Belluno, facendoli trovare, anche preparando questo viaggio, il comune di origine, che gli fa trovare anche una sorta di pergamena perché è andato nell'archivio storico a ritrovare una sorta di albero genealogico, eccetera eccetera. Capite che questo può essere un elemento che porta vantaggio, e poi, come dire, i luoghi diventano luoghi fortunati nel momento in cui vengono attraversati e conosciuti dalle persone, dall'altro. Cioè, immaginare di promuovere questi territori, le piccole realtà, restando chiusi in un recinto e immaginando che quanto sono bello, quanto sono bravo e quanto è bello il mio vino, che è il migliore del mondo, ma se nessuno da fuori lo viene ad assaggiare, ad assaporare, se nessuno inizia ad amare lo skyline, il paesaggio che io vedo tutte le mattine quando mi sveglio, o il suono della campana del mio campanile, resta una narrazione fine a se stessa. Quindi
di averli messi in fila, insomma. Ecco, a proposito di quello che stavi dicendo, c'è anche chi però ha un po' messo in guardia dal rischio di rendere questo turismo delle radici un turismo della nostalgia, cioè di concentrarsi solo su questi aspetti legati giustamente. Ovviamente chi vuole riscoprire le proprie origini cerca anche questi aspetti, però il rischio di puntare solo su quelle che sono le tradizioni del passato, su quella che è la storia, gli aspetti appunto legati anche giustamente a un sentimento di nostalgia, che però potrebbero portare dall'altra parte al rischio di rendere difficile il coinvolgimento dei più giovani, insomma di chi magari non ha proprio questo sentimento legato tanto alla storia, alla propria identità, quello che dicevi appunto all'inizio, e potrebbe essere più interessato ad altri aspetti dei territori, ma non a questi. Ecco, non so se tu lo vedi questo rischio, questa difficoltà che può nascere da puntare troppo sul discorso storico, tradizioni. Ma io vedo il rischio proprio contrario. Io sfido chiunque, un piatto tipico di un qualsiasi paesino è molto più facile ritrovarlo cucinato in una maniera corretta a 5.000 km di distanza, ereditato dalla quarta generazione, che non nel paese nel quale è nato. La dico proprio così, semplice. Punto primo. Punto secondo. Per capire quello che si è oggi, bisogna capire quello che si è stato ieri. Ora, gioco facile, facendo lo storico, ti posso dire, vabbè, noi siamo un costante divenire e quindi quello che oggi è un piccolo paese è figlio e frutto di quello che è stato. Tuttavia, i segni tangibili del fenomeno sociale più importante della storia d'Italia, che se analizzata adeguatamente la riscriverebbe, è ed è stata la migrazione. In qualsiasi minuscolo borgo del Bellunese, come in Lombardia, come in Piemonte, come in Toscana, come in Campania, come in Sicilia, ci sono borghi nei quali noi ritroviamo i segni tangibili, che siano essi di una tragedia, che siano essi di un abitante del posto che ha fatto successo dall'altra parte del mondo, che siano mille e tante altre cose. Ora, legare il passato non è legare nostalgia per forza. Legare il passato significa fare attraversare, accompagnare queste persone, questi turisti, in un percorso storico che ci porta da ieri fino ad oggi. Che cosa è divenuta? Cosa sono divenuti questi paesi, questi villaggi? Perché la piazza si chiama così anziché colà? Perché a un certo punto quel palazzo è stato messo lì o quella stela è stata messa lì? E questi sono gli elementi che servono non solo a preservare memoria, ma a capire concretamente i luoghi. Mi ripeto, ma i luoghi che cosa sono divenuti oggi? Quindi appunto c'è questo tema del voler conoscere il luogo da cui la propria storia familiare, la propria storia personale in qualche modo è partita, e vedere come è cambiata, cosa appunto è diventata nel corso degli anni, dei decenni, insomma, che sono trascorsi tra le partenze dei primi emigranti che poi si sono stabiliti all'estero, e chi invece poi ritorna e realizza anche forse quello che è, ecco, più volte l'abbiamo sentito dire, parlo di noi come Associazione Bellunesi nel Mondo, tra chi tornava magari per la prima volta a visitare la provincia o il paese, la realtà di partenza dei propri nonni, dei propri bisnonni, dire anche che hanno realizzato quello che era il sogno dei loro avi, che era quello di un giorno di ritornare e di rivedere la propria terra. Ecco, ti faccio l'ultima domanda che ci porta anche a parlare di quelli che sono i paesi e le realtà che sono state studiate, insomma, in questo progetto di ricerca che, ricordo, riguarda le comunità italiane nell'Europa dell'Est. Ecco,
se andiamo a vedere i dati sui flussi migratori, anche i dati attuali sugli iscritti all'AIRE, che comunque ci danno un po' un quadro di dove si trovano e di quanti sono gli italiani nei diversi paesi del mondo, vediamo che le realtà principali sono oltreoceano, Argentina e Brasile. Prevalentemente nel contesto europeo abbiamo la Svizzera e la Germania. Ecco, per quel che riguarda invece realtà come la Croazia, la Bosnia, la Romania, il Montenegro, a tuo avviso sono validi gli schemi che già le realtà associative, i comuni hanno in questi anni adottato per attrarre questo flusso di turismo delle radici, o vanno in qualche modo riparametrati proprio per essere attrattivi anche rispetto a questi territori dove sono comunque presenti delle comunità italiane, magari non con gli stessi numeri di altri paesi come quelli che ho citato prima, ma comunque troviamo consistenti comunità italiane di origine italiana? Certo che la domanda è complicata, o meglio la risposta è complicata alla domanda, nel senso che le mete distanti è facile. Il turismo delle radici nasce per dare risposte a coloro che vivono oltreoceano e che vivono ormai la quarta, la quinta, la sesta, gli oriundi, tra virgolette, generazioni. Il rapporto con questi paesi, la Croazia, la Bosnia, è la contiguità territoriale. In un certo qual modo, per una fase anche della storia, si era grosso modo lo stesso territorio, lo stesso Stato. Poi la storia della guerra fredda ha cambiato molto, in un certo qual modo seppellito e nascosto radici che poi sono riemesse dopo i primi anni 90, come sappiamo. Ora, indubbiamente si può sviluppare un turismo, perché poi generalmente tu devi anche sviluppare un turismo per chi ti è vicino, per chi ha facilità nel venire e scoprire questi luoghi. In questo caso io che cosa farei? Utilizzerei i punti in comune, cioè organizzerei un grande territorio con le variabili al tema. Faccio l'esempio per capirci. Esiste, ecco, il vino è un esempio facile da fare. Esiste un vigneto che può essere diffuso in varie parti, attraversare anche gli stati. La denominazione, diciamo, di origine di quel vino è la stessa, ma le alture, la tipologia di trattamento, come esso viene realizzato, eccetera, eccetera, varia. Allora, un grande festival di queste varianti del vino, dello stesso vitigno, che si chiama allo stesso modo o al limite, ovviamente in croato, nel nostro caso si chiamerà diversamente, ma è quello. Allora questo può creare dei flussi di contaminazione e di contatto e allo stesso tempo può far giocare questa partita a ping pong tra i luoghi. Io credo che il turismo delle radici, per chiudere, ha una funzione non tanto per come i più critici e scettici dicono vabbè, è un richiamo alla nostalgia, alla lacrima facile, ma la sua funzione vera è quello lì di creare una rete tra territori e soprattutto chiudo come ho iniziato, rimborsare, ecco, usiamo questa parola, rimborsare i luoghi che tanto hanno offerto e dato non solo alla storia della migrazione italiana, ma alla storia di quei luoghi, di quei paesi dove per secoli queste persone sono andate. Ok, molto bene, la nostra puntata si chiude qui. Io ti ringrazio per essere stato con noi in questa quarta e ultima puntata della rubrica Italiani dell'Est. Ricordo appunto il nostro ospite di oggi era Tony Ricciardi dell'Università di Ginevra, storico delle migrazioni. Grazie mille. Sentirci presto.
Ecco, grazie a Tony Ricciardi, quarta e ultima puntata, quindi brevemente ricordo e ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato, che hanno partecipato a questo nostro podcast in 4 puntate: l'Istituto sui diritti delle minoranze di Eurac Research, l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, l'Associazione Trentini nel Mondo e noi della Bellunesi nel Mondo con Radio BM. Vi ricordo ancora il titolo del progetto, cofinanziato dal Ministero degli Esteri: le comunità di italiani nell'Europa sud-orientale, status culturale ed economico, ruolo delle donne e sviluppo sostenibile. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Tony Ricciardi e grazie a chi ci ha seguito. Avete ascoltato Italiani dell'Est, un viaggio alla scoperta delle comunità italiane nell'Europa sud-orientale. Il progetto Le comunità di italiani nell'Europa sud-orientale, status culturale ed economico, ruolo delle donne e sviluppo sostenibile è realizzato con il contributo dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 23 bis del DPR 18/1967. Si ringraziano per la collaborazione Eurac Research, Istituto sui diritti delle minoranze, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Associazione Trentini nel Mondo e Associazione Bellunesi nel Mondo.